Ben ritrovati dalla redazione. Incidente mortale avvenuto in zona Pineta del Carso d'Aurisina. Il conducente di una Peugeot 206 grigio metallizzato, un uomo di Aurisina del 1939, si è schiantato autonomamente contro un muretto in curva. Sul posto i sanitari del 118 con automedica, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, i vigili del fuoco e i carabinieri. Luigi Italo Sinigoi, questo è il nome dell'85enne, ha riportato lesioni che ne hanno causato il decesso sul colpo. La Polizia di Stato di Trieste ha tratto in arresto un cittadino croato, classe 1977, per cumulo pena pari a 4 anni e 6 mesi in ordine a reati di furto e spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, durante un posto di controllo in località San Giovanni di Duino, dalla volante del commissariato di Duino Aurisina, è stato rintracciato il 48enne che ad un controllo approfondito è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per una serie di furti e spaccio di sostanze stupefacenti commessi in ambito nazionale. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso il Coroneo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sia per incidenza percentuale sul totale che per numero assoluto, le imprese guidate da donne in Friuli Venezia Giulia non sono molte. Lo rileva uno studio della CGA di Mestre. Nonostante la regione possa contare su un buon tasso di occupazione femminile, pari al 65,4%, la vocazione delle donne del Friuli Venezia Giulia ad avviare un'attività imprenditoriale non è particolarmente elevata. Complessivamente le imprese femminili sono 19.973 sul totale delle aziende presenti in regione, incidono per il 22,9%. Oltre 23.000 presenze a Tarvisio, quasi 20.000 sullo Zoncolan e il report a 5 cifre anche a Piancavallo. Bel tempo, nevicate e l'occhiolino del calendario con le festività perfettamente alternate ai weekend hanno spinto migliaia di appassionati a raggiungere i poli sciistici del Friuli Venezia Giulia. Complici il meteo favorevole e l'ottima condizione delle piste predisposte dai tecnici di Promoturismo FVG, quello 2024 è un Natale da record per la montagna della regione, con circa 70.000 primi ingressi registrati tra il 24 e il 28 dicembre nei 6 poli regionali, un dato in crescita del 35,5% rispetto alla scorsa stagione. Un'occhiata alle previsioni meteorologiche. Cielo sereno oggi su tutta la regione con inversioni termiche in montagna e zero termico a circa 2600 metri, marcata escursione termica in pianura. Temperature minime in pianura fra -2 e +2, le massime fra 11 e 14 gradi, sulla costa minime fra 3 e 6, le massime fra 10 e 13 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.